Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Bene, è passato qualche anno, siamo riusciti a riprendere le redini ovviamente delle nostre care città, siamo riusciti a recuperare qualche punto, potete vedere 15 minuti di crescita per quanto riguarda l'ordine pubblico all'anno, sia nella nostra nuova città che nella nostra vecchia cittadina, quindi io credo che in un 3-4 anni riusciremo a riprendere ovviamente completamente le redini delle nostre due città, dopo aver ottenuto quindi il controllo degli affari interni inerenti alle nostre due città, vedremo un po' di espandere nuovamente i nostri confini. Allora, intanto è avvenuta una pestilenza all'interno di un'unità nemica neutrale. Ovviamente quest'unità di uomini imbarcati in questa fantastica nave si ritrovano malati e quindi abbiamo la possibilità di beccarci anche noi l'influenza se rimaniamo nelle loro vicinanze, quindi vediamo di lasciarli perdere. Intanto c'è stato un piccolo intrigo politico, la corruzione continua a sfociare nella nostra regione, quindi si è sviluppato un nuovo intrigo. Allora vediamo un po': schieramento in azione, altri capi, obiettivo Tassapo e schieramento preso di mira, altri capi, quindi sicuramente ci sono degli intrighi dentro la nostra fazione, dobbiamo stare attenti. Abbiamo ottenuto un altro tratto per il nostro fantastico statista che si ritrova nella nostra capitale, quindi abbiamo un altro 5% di pressione fiscale in più. La popolazione è sempre più travagliata perché ovviamente stanno subendo queste dannate cause delle conquiste, però anche gli aiutanti e soprattutto le nuove ricerche vengono appunto sviluppate all'interno di questi ultimi mesi. Quindi vediamo intanto nella nostra sezione della tecnologia, dopo aver ottenuto il sistema celtico dei campi, di basarci magari sulla nostra economia. Un'economia forte indica appunto uno stato forte e quindi uno stato forte indica anche un esercito molto forte e grandi conquiste. Quindi senza soldi non si va da nessuna parte, gli strumenti del ferro ci aiutano quindi ci aiutano nella costruzione della fattoria e a diminuire i costi per i prossimi edifici, quindi questo ci può aiutare davvero tanto. Intanto con il nostro caro e amato soldatino, la nostra cara Mister Vipera, vediamo di continuare in avanti nel territorio nemico. Allora, intanto andiamo all'interno della nostra mappa conquista. Abbiamo conquistato il territorio sinistro a sinistra appunto della nostra regione principale e questo è un bene. Io direi di ottenere il controllo di tutta la nostra Britannia del Sud, visto che i nostri Dumnoni si ritrovano un po', come dire, infastiditi dai nostri passaggi. Potremmo ottenere la giusta, come dire, potremmo cogliere la palla al balzo per eliminare necessariamente i Dumnoni. Allora, magari dobbiamo tenere conto dei nostri briganti che si ritrovano appunto al nord e magari stare attenti e cercare di commerciare, ottenere una sorta di patto di tregua per evitare di non essere attaccati su due fronti, a sud e a nord. Bene, intanto dopo aver ottenuto la nostra regione, non credo che ci riusciremo facilmente, magari una guerra che durerà 5-6 anni, comunque cercheremo di espanderci verso nord, conquistando ovvero il territorio dei briganti, proseguendo ancora verso la Scozia e magari anche l'Irlanda. Quindi intanto vediamo di procedere a sud, ragazzi. Intanto dobbiamo come dire, conquistare la fiducia dei nostri cari briganti a nord per stare attenti soprattutto alle loro prossime mosse. Quindi andiamo nella sezione diplomazia, prendiamoci un bel cavallo e dirigiamoci a nord, proprio nel cuore della Gran Bretagna. Vediamo un po' i briganti, eccoli qua, si ritrovano del nostro stesso sangue, questo ci aiuta e ovviamente ciò vuol dire che condividono la nostra stessa cultura, le nostre stesse abitudini, usi e costumi, quindi magari anche la loro come dire, la loro neutralità nei nostri confronti ci può aiutare per stipulare un bell'accordo di non aggressione. Il patto di non aggressione non è come un'alleanza, è un patto che ovviamente può essere sciolto anche immediatamente, però se viene sciolto immediatamente crea dei problemi a livello diplomatico in maniera internazionale. Se viene sciolto dopo i 10 turni contrattuali non si ha nessuna ripercussione, quindi per adesso abbiamo una probabilità di successo moderata. Se gli aggiungiamo qualche altro bel soldino e magari un bicchiere di vino, il nostro caro amico ci darà ovviamente ciò che intendiamo, un bel pagamento di $1500. Vediamo un po', hanno accettato la nostra offerta. Accetto nel nome della mia gente, consideriamolo un segno di buon augurio per i giorni a venire. Grande. Allora, abbiamo le spalle coperte per i prossimi turni e quindi questo patto ci aiuterà anche a solidificare le relazioni nel caso avessimo bisogno di aiuto per un eventuale attacco, non si può mai sapere, dei nostri Atrebati o addirittura dei Namneri che si ritrovano appunto dall'altra parte della costa, nella vecchia Normandia. Intanto con il nostro caro Iceno possiamo andare all'interno del territorio di Isca, dove c'è il presidentone, e magari capire qualcosa in più su quello che sta accadendo. Vediamo di intercettare gli ordini con 405 monetine e vedremo un po' quello che succede nella sua città. Vediamo, sabotaggio militare riuscito, la tua spia ha intercettato gli ordini e sicuramente non ha alcuna unità nascosta all'interno di queste foreste, quindi possiamo agire tranquilli. All'interno del prossimo turno vediamo di sabotare ovviamente i pozzi e magari iniziare a incendiare la città. Intanto dobbiamo reclutare nuove unità, abbiamo abbastanza soldi.
Vediamo un po', questo esercito è completo, quindi magari possiamo migliorare questo esercito a sud, magari reclutando nuovi uomini, per esempio nuovi lancieri. Vediamo da questa parte come sta andando, qui abbiamo abbastanza truppe per la difesa, potrebbe essere anche un'opportunità attaccare i nostri nemici dal mare, però dobbiamo stare attenti alla gestione delle forze. Intanto possiamo creare una nuova flotta nella parte, nella parte di Morindum, eccola qua, crea forze, vediamo un po', una bella flotta, con a capo quindi un incursore pesante. Allora, vediamo, reclutiamolo, questa è la nostra nuova flotta con ammiraglio il nostro presidente Roosevelt, eccolo qui. Vediamo di creare una bella flotta per attaccare magari anche dal mare i nostri avversari, aggiungendo quindi delle unità d'attacco. Queste unità sono come dei lancieri però al di sopra di una nave che possono magari abbordare le unità nemiche, magari con una bella battaglia navale più avanti vedremo. Ok, per adesso sta andando tutto bene, ci stiamo preparando al nuovo attacco, qui abbiamo delle nuove truppe che si stanno preparando ad ottenere altri particolari potenziamenti, quindi io direi di attaccare intanto nel momento in cui ovviamente avremo risolto i problemi sociali da questa parte, proprio così, attaccarli di dietro e magari con le nostre navi davanti, quindi non avranno scampo a meno che non abbiano degli alleati molto forti. Ok, qui intanto come sta andando? Ecco, è stato completato addirittura la nostra sacra recinzione, possiamo migliorarla addirittura in tante tipologie di credenze, come dire il bosco di Cernuros, il bosco di Tautalis. I nostri amici credono molto nella natura, io direi di scegliere quello più adatto come dire, alla stabilizzazione del nostro ordine pubblico. Per esempio, vediamo cosa c'è di più importante, diamo un'occhiata a partire dal superiore, vediamo un po', 4 all'ordine pubblico e sicuramente 2 di sicurezza contro gli agenti astuti. Vediamo un po', questo potrebbe essere anche un'ottima opportunità, perfetto, vediamo di sceglierlo. Allora, io avevo intenzione ragazzi di smantellare qualcosa all'interno della nostra Morindum, visto che nella nostra città principale abbiamo l'istituto di pesca a livello 3, c'è Sanpei seduto sulla banchina che tira con la sua canna da surfcasting sempre più lontano, quindi magari la nostra capanna di pescatori qui all'interno della nostra città, addirittura la riserva agricola, possiamo convertirla a secondo del cibo che ci danno in qualcosa di differente, come per esempio un luogo per le macchine d'assedio, qualcosa che ci aiuti nel combattimento militare. Potete vedere che la nostra riserva ci conferisce 3 di cibo, 10% di ricchezza, ma ovviamente il cibo ce lo conferiscono anche i nostri cavalli e anche il nostro villaggio di pescatori, quindi possiamo convertire la riserva agricola in qualcosa di diverso, come per esempio vediamo un po', possiamo addirittura o smantellarla oppure renderla qualcosa di più interessante. Vediamo un po', questo ovviamente la ricchezza derivante dalle attività agricole, dobbiamo intensificare la nostra economia. Io direi innanzitutto di magari possiamo far crescere la nostra capitale e aggiungere uno slot per il cibo per le macchine d'assedio nella nostra capitale e intanto intensificare la produzione di cibo. Allora, vediamo un po', convertiamo questa sorta di zona che ci conferisce 3 punti di cibo, vediamo un po', convertiamola appunto a dannazione, vediamo di selezionarla nella maniera migliore. Ecco, questa è la nostra riserva, vediamo un po' cosa possiamo, eccoci qua, perfetto, 5 punti in più di cibo, avremo sicuramente più cibo per costruire le nuove infrastrutture all'interno dei prossimi turni. Vediamo un po', 13, 70 la ricchezza derivante dal bestiame. Sì, magari possiamo convertire il tutto in un bel campo agricolo per ottenere magari più cibo nei prossimi turni. Perfetto, possiamo avanzare anche con il nostro nuovo turno e vedere quello che accadrà nei prossimi mesi. Comunque per adesso ancora non si hanno notizie di Sparta, di Roma, di Cartagine, le fazioni più importanti, proprio perché ci ritroviamo ancora qui a nord, ma col passare del tempo vedremo anche di scoprire cosa combinano queste fazioni. Vediamo un po' quello che succederà all'interno del prossimo anno, ovvero il 257 avanti. Bene, sono passati parecchi anni, la nostra popolazione è riuscita a ottenere una grande soddisfazione, sicuramente una grande tranquillità a livello sociale. Siamo riusciti ad arrivare al 253 a.C., sia la nostra capitale, la nostra Camdlumlum, seguita dalla nostra Morindum, sono riusciti ad avere un ordine sociale davvero molto importante. Abbiamo 25 punti in più per quanto riguarda ovviamente il nostro surplus di ordine pubblico e sicuramente nuovi punti che arriveranno nei turni successivi, ben 35 appunto il valore previsto per i prossimi anni. Allora, grazie a questa tranquillità a livello quindi interno possiamo incentrare le nostre attenzioni verso qualcosa di diverso. Il nostro esercito addirittura vi faccio vedere che è al di fuori dei confini della nostra capitale e quindi riusciamo certamente a ottenere un vantaggio a livello dell'ordine pubblico. Quindi possiamo incentrare tutte le nostre forze verso ovviamente la fazione del sud, i nostri Dumnoni, che è ovviamente una fazione molto bellicosa, quindi dobbiamo impiegare grandi forze militari e soprattutto grandi forze economiche. Allora, il nostro primo obiettivo è quello di rafforzare la nostra economia. I soldati ovviamente li abbiamo e quindi il nostro obiettivo principale è quello di migliorare la nostra economia. Allora, innanzitutto
con il nostro nuovo campo che è stato appena adesso realizzato appunto nei pressi di Morindum, la nostra nuova scorta di cibo è stata migliorata, 5 punti di cibo appunto in più e soprattutto grandi ricchezze provenienti direttamente dal mondo agricolo. Dobbiamo incentrare necessariamente la nostra ricchezza, le nostre fonti appunto economiche direttamente nel campo dell'agricoltura. Grazie alla scoperta dell'allevamento di animali appunto qualche turno fa siamo riusciti a specializzarci nella scoperta appunto non solo della specializzazione artigianale ma anche ovviamente della fertilizzazione. Siamo riusciti a ottenere intanto gli strumenti di ferro che ci hanno concesso la possibilità di studiare l'allevamento degli animali e che ci aiuterà intanto a scoprire la fertilizzazione. Allora essa ci aiuterà nuovamente a ottenere grandi bonus nel campo dell'agricoltura e vedremo un po' di completare anche l'economia della tribù per quanto riguarda ovviamente il secondo anno. Allora intanto il nostro allevamento di animali ci aiuterà molto per quanto riguarda ovviamente il ranch bovino e ovviamente anche l'ottenimento dell'essiccatore di sale. Sono tutte particolarità a livello economico che ci aiuteranno, però una cosa che mi avete fatto notare è quella che le nostre unità di mercenari sono davvero molto dispendiose. 2 unità di mercenari vanno a costare, date un'occhiata all'interno della nostra sezione della descrizione delle unità dove c'è appunto scritto il nome a sinistra, in basso a sinistra nello schermo. I nostri mercenari vanno a costare 280 monete d'oro appunto per unità. 2 unità di mercenari vanno a costare 560 monete d'oro. Se andassi a congedare queste unità e se andassi a reclutare 2 unità di uomini liberi di leva, ovviamente riuscirei a guadagnare, a risparmiare 400 monete d'oro che ovviamente rientreranno nelle nostre casse e ci aiuteranno quindi per la nostra nuova campagna. Quindi la nostra prima mossa per risparmiare è quella di congedare queste 2 unità di mercenari e di assoldare immediatamente altre 2 unità di uomini liberi di leva. Quindi con la nostra nuova economia all'interno del campo agricolo, grazie soprattutto alle nostre tecnologie, cercheremo di specializzarci nella conquista della nostra cittadina di Iska. Intanto il nostro caro ragazzone, il nostro spione, il nostro Mr. Vipera, mandiamolo immediatamente nel campo nemico e cerchiamo di rompere un po' le scatole nell'accampamento. Allora io direi di tentare un assassinio per quanto riguarda il generale nemico per rendere, come dire, un po' gli avversari sbandati a livello ovviamente di morale e quindi troviamo un traditore visto che abbiamo l'85% di probabilità. Allora vediamo se ci riusciamo, dai che abbiamo ottime possibilità. Nemico ferito. Allora un traditore al soldo della tua spia è riuscito a mettere al tappeto per qualche mese il generale nemico che adesso si ritrova senza alcuna guida, quindi potrebbe essere un'ottima opportunità per attaccare. Allora io direi di portare avanti 3 eserciti. Il nostro primo esercito appunto attaccherà da est, fermiamolo immediatamente al confine, eccolo qui. Un altro esercito attaccherà da nord, proprio supererà il fantastico fiumiciattolo vicino a questo granaio e la nostra unità navale cercherà di raggirare il nostro nemico appunto dall'esterno, attaccandolo appunto dal mare e chiudendo la tenaglia. Ovviamente anche il nostro caro esercito principale, dopo aver ultimato le ultime 2 unità di reclute, cercherà di ottenere un grande vantaggio territoriale attaccando dalla collinetta a nord. Allora intanto la nostra spia cercherà sempre di essere competitiva, vediamo adesso di passare il turno e vedere un po' quello che accadrà all'interno dei prossimi mesi. Vi devo dare ragazzi una brutta notizia: i nostri briganti a nord hanno scisso il nostro contratto, il patto di non aggressione prima dei 10 turni, quindi la loro abilità diplomatica e la loro fama a livello diplomatico internazionale è calata davvero moltissimo e quindi sicuramente la loro reputazione all'interno del contesto britannico è diminuita. Ciò ci dà un vantaggio, quindi sicuramente possiamo ottenere un particolare alleato per sconfiggerli, però dobbiamo stare sempre attenti perché non abbiamo più le spalle coperte, perché potrebbero addirittura tentare un doppio attacco e conquistarci in maniera molto rapida, quindi dobbiamo essere davvero molto evasivi e soprattutto molto decisi a conquistare il nuovo schieramento sotto di noi. Allora adesso dobbiamo concentrare tutte le nostre forze immediatamente sulla città e dobbiamo certamente vincere, perché i Dumnoni sono abbastanza bellicosi e quindi non lasceranno la loro città tanto facilmente. Bene, allora vediamo quello che accadrà. Fazione distrutta, i nervi, mamma mia. Intanto vediamo un po' cause naturali, è morto qualcuno addirittura. Quest'uomo ha raggiunto la fine dei suoi giorni ed è in pace. Nella nostra città uno dei nostri statisti è appunto deceduto poche ore fa. Intanto una nuova fazione incontrata, gli Scerushi, benissimo. E il nostro furiere appunto ci dice che sono arrivati nuovi uomini liberi di leva nel nostro accampamento. Bene, allora vediamo un po'. Intanto la nostra nuova nave, vediamo di portarla
sempre in avanti, molto vicina alla costa. Abbiamo 4 unità di assalto corpo a corpo, lasciamola qui vicino. Allora, la nostra spia, vediamo quello che può fare. Sicuramente potrà nuovamente colpire i nemici alle spalle. Vediamo un po', vediamo se possiamo assassinare qualcun altro. Il nostro generale ancora si è riuscito a riprendere, quindi vediamo un po' di trovare un altro traditore per metterlo al tappeto adesso che ci serve. Un'altra volta il nostro ragazzone è stato ferito, eccolo, mettiamolo nuovamente al tappeto e vediamo adesso di preparare le nostre unità per mandarle immediatamente in battaglia. Ok, prendiamo i nostri cari uomini dall'alto. Intanto un altro grado aumentato per la nostra spia, vediamo come possiamo migliorare il tutto. Allora, vediamo un po', agente, 5 probabilità di successo critico in tutte le azioni, oppure vediamo un po', incita disordini, intercetta gli ordini, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Questo potrebbe essere davvero un ottimo tratto. Disordine, avremo l'opportunità di avere più autorità, ma soprattutto anche la capacità di incitare disordine all'interno delle città nemiche. Bene. Allora, la nostra unità è abbastanza vicina alla costa, per adesso con l'ordine pubblico stiamo andando alla grande, non abbiamo particolari problemi, abbiamo grandi risorse da investire, quindi procediamo in avanti con il nostro esercito principale, facciamo seguire ovviamente i nostri cari, le nostre care unità di supporto. Vediamo un po', qui può andare abbastanza bene, abbiamo 3 eserciti contro un unico battaglione, qui addirittura ci sono delle unità navali di poco conto che cercano la difesa. Comunque, io direi ragazzi di iniziare a stabilire lo stato di guerra contro appunto i nostri cari avversari, visto che abbiamo grandi possibilità economiche soprattutto per i prossimi turni. Andiamo nella sezione diplomazia, facciamo, come dire, lanciamo un bel pugnalino accompagnato da un ottimo papiro alla porta dei nostri cari Dumnoni. Eccoli qua, ovviamente ancora si ritrovano in neutralità, però ovviamente gli sconfinamenti gli hanno dato fastidio e adesso vediamo di dichiarare immediatamente lo stato di guerra nei riguardi dei nostri cari nemici per, come dire, fermare direttamente questo trattato. Allora, i nostri giovani guerrieri bramano la possibilità di poter guadagnare i loro diritti contro i vostri uomini. Bene, allora mi sa che possiamo direttamente partecipare all'attacco. Io direi intanto di portare avanti questo esercito, ovviamente il nostro esercito secondario, farlo arrivare appunto vicino a questa montagna, ok, proprio alla discesa del valico. Conduciamo anche questo esercito nelle sue vicinanze in modo tale da essere competitivi nel caso ci attaccassero, e vediamo un po' di trincerarci per adesso nella modalità fortifica. Allora, spendo qualche minuto ragazzi per spiegarvi queste 4 modalità perché sono importantissime, quindi ci aiuteranno anche più avanti, quindi nel momento in cui io più avanti le selezionerò automaticamente voi capirete di che cosa si tratta. Allora, questa modalità principale, la modalità fortifica, rende l'esercito fortificato, quindi fa crescere un accampamento intorno a se stesso. Avremo quindi delle difese e sarà molto più difficile per l'avversario conquistarci, quindi questa modalità può essere importante per attendere intanto il nostro esercito più indietro, sicuramente di qualche mese. Per quanto riguarda la seconda modalità, una modalità imboscata, aiuta sicuramente il nostro esercito a essere più competitivo nelle imboscate, grazie sicuramente a una grande probabilità di individuare ovviamente gli agenti nascosti, soprattutto altri eserciti, ma soprattutto non viene visto dall'esercito nemico, quindi sicuramente non veniamo scoperti se il nemico si avvicina alla nostra unità principale. Per quanto riguarda la modalità assalto, questa modalità è utile per ovviamente danneggiare i rifornimenti nemici durante una guerra. Ovviamente questo diminuisce il nostro onore, diminuisce l'ordine pubblico nella città dopo ovviamente che è stata conquistata, però ovviamente ci fa guadagnare tante risorse perché ovviamente il mantenimento è diminuito del 20% grazie alle risorse che andiamo a conquistare. Per quanto riguarda l'abilità marcia forzata, anzi la modalità marcia forzata, il nostro esercito avrà altri punti movimento a scapito quindi del nostro morale, della nostra forza in battaglia e sicuramente anche di una grande abilità durante il combattimento. Io direi intanto di trincerarci vicino a questa foresta, eccoci qua proprio in questa modalità, date un'occhiata ai paletti che stanno per spuntare sotto le nostre chiappe e con questo esercito vediamo di assumere, ecco, siamo arrivati adesso quindi non possiamo far nulla, nascondiamoci quindi nelle montagne. Bene, allora la nostra spia ha fatto il suo dovere, il nostro esercito secondario sta per arrivare all'interno del territorio principale, appena adesso ha attraversato il fiume, benissimo. Nella nostra Morindum per adesso non facciamo nulla, dobbiamo risparmiare i nostri soldi per i prossimi mesi. Avanziamo. Allora, iniziamo immediatamente la nostra nuova campagna militare, ragazzi, incrociamo le dita, i nostri avversari si ritrovano in una posizione abbastanza favorevole, sono come dire una specie di golfo, quindi possono essere aiutati anche dalle unità, come dire, limitrofe, come per esempio quelle imbarcazioni, quindi cerchiamo di stare attenti. Sono riuscito a notare nella sezione della dichiarazione di guerra che non hanno alleati e soprattutto neanche appartengono a una confederazione, quindi sono solo loro contro noi stessi, quindi cerchiamo di stare calmi e di agire nella maniera più tranquilla possibile. Comunque dopo aver migliorato la nostra economia
compagnia cercheremo di specializzarci molto nel campo militare. Attenzione, attenzione, proprio come pensavo. Allora, ci ritroviamo di fronte a una bella battaglia, è proprio per questo appunto ho radunato i due eserciti nella condizione appunto che vedete appunto qui. Però peccato che ci hanno attaccato il nostro esercito che non è appunto trincerato. Ritroviamo 1700 uomini circa appartenenti al nemico contro, vediamo un po', circa 1300-1400. Potrebbe essere, ragazzi, una battaglia memorabile che segna il destino della fazione dei Dummoni. Vediamo di combatterla nella maniera migliore. Allora, sicuramente i nostri alleati arriveranno tra breve. Mi sarebbe piaciuto utilizzare la modalità imboscata, però purtroppo non avevamo più punti forza per utilizzarla. Allora, vediamo un po', abbiamo abbastanza soldati che stanno per arrivare. Io direi di attendere prima l'esercito di rinforzo, perché altrimenti ci schiacciano, hanno davvero tantissimi schermagliatori. Noi in questo primo esercito ovviamente non ne abbiamo, quindi attendiamo i nostri guerrieri del guado e sicuramente cercheremo di sconfiggerli in campo aperto nel momento in cui arriveranno i nostri rinforzi.